Grazie Presidente. Il disinteresse dell'Aula secondo me è già un giudizio molto forte sulla valenza di questa proposta di legge. Comunque, a proposito di questa proposta di legge, credo che sia indispensabile, in una situazione in cui va analizzata la situazione della sanità sarda, tornare indietro di qualche anno e quindi tornare alle dichiarazioni programmatiche del Presidente Cappellacci di oltre 3 anni fa, quando su questo tema sostenne di voler coniugare gli aspetti di carattere sanitario con quelli di carattere finanziario. E quindi con preoccupazione chiesi se per caso intendesse privilegiare la sanità privata a discapito di quella pubblica, ma inutile dire che da parte sua non arrivò nessuna risposta, nessun chiarimento. La risposta purtroppo oggi è sotto gli occhi di tutti. La situazione sanitaria sarda nell'erogazione dei servizi al cittadino è allo sfascio e in totale abbandono. La politica poco lungimirante di in questi anni ha visto impegnati il Presidente Cappellacci e gli assessori che si sono alternati nella sanità in operazioni di smantellamento del piano sanitario regionale varato dopo decenni di attesa proprio dalla Giunta Soru. Quindi la filosofia di questa maggioranza per il piano sanitario regionale come per il piano paesaggistico è all'insegna della distruzione senza che ci sia la volontà di costruire un'alternativa credibile e adeguata alle esigenze. Presidente, il disinteresse dell'Aula continua. Che facciamo? Interrompiamo? Ragione, onorevole Zunchedo. Prego i colleghi di essere rispettosi della collega che sta intervenendo. No, anche per l'importanza del tema, prima di tutto. Quindi questa Giunta non ha avuto la capacità di ripartire da tutto ciò che di buono era stato raggiunto dalle precedenti esperienze, anche se non tutto era perfetto, questo è ovvio. Quindi l'intelligenza politica di chi governa si evince dalla volontà di costruire piani funzionali. Quindi l'imminente scadenza di questa legislatura rischia di fatto di lasciare la sanità in Sardegna fra le macerie delle incompiute, la mancanza di servizi e gli sprechi. Ci sono delle logiche oscure che mi sfuggono e vorrei anche citare alcuni esempi significativi del disordine che regna nella sanità sarda e da cui non possiamo prescindere quando si pensa addirittura di proporre il riordino con una legge. Incominciamo dall'acquisto per la ASL 6 di San Luri di un tomografo, quindi di uno strumento TAC, con 750.000 euro di finanziamento pubblico, ignorando che un tomografo a 16 strati, quindi tecnologicamente avanzatissimo, era già stato acquistato pochi mesi prima e già serviva sufficientemente tutto quel territorio. Non si capisce perché l'assessore non avesse acquistato un'apparecchiatura per la risonanza magnetica, che è complementare alla TAC, che è necessaria nella diagnostica precoce dei tumori, nonché avrebbe abbattuto i costi altissimi, quindi circa 1 milione all'anno, da pagare a strutture esterne cui si rivolgevano i cittadini per questa indagine diagnostica. Quindi c'è da chiedersi se l'acquisto del doppione di TAC sia un caso isolato oppure no. Comunque successivamente l'inesperienza dichiarata dell'assessora De Francisci non fu di buon auspicio, visto che la sua debolezza è stata subito funzionale ad appetiti che contrastano con il diritto dei cittadini sardi ad una sanità equa e pubblica. Quindi la sanità con la Giunta Cappellacci si è prospettata subito come terreno fertile per le clientele e i potentati politici. La mancanza di controllo su un settore così sensibile, quindi la rinuncia al ruolo di controllo e di indirizzo da parte dell'assessorato alla sanità, ha esitato con un progressivo aumento della spesa pubblica e una precipitazione della qualità del servizio ai cittadini. Ora tutto il settore della cosiddetta sanità pubblica finisce nelle grinfie di padroni di turno, che sono emanazioni di correnti politiche di questa maggioranza. Per citare casi concreti, lo stesso ospedale Brozzu primeggia vergognosamente per lo spreco di denaro pubblico in consulenze e collaborazioni esterne, per non parlare del dramma occupazionale del personale organico medico-infermieristico e dello scandalo dei contratti interinali.
quindi del far scadere le graduatorie degli operatori sociosanitari per assumere persone non idonee a discapito del personale qualificato. Quindi compromettendo con ciò il buon andamento della pubblica amministrazione, con ulteriore sperpero di denaro pubblico e il crollo della qualità dell'assistenza ai cittadini. Ora, la violazione del diritto al lavoro dei tecnici già inseriti in graduatoria è aggravata dal fatto che si tratta di lavoratori altamente qualificati e per la cui formazione la Regione Autonoma della Sardegna ha già investito 7.600.000 euro. Quindi il degrado è una costante del sistema sanitario sardo. Le ASL diventano anch'esse strumenti di potere e di sperpero di denaro pubblico al servizio dei soliti notti. Intanto interviene la Giunta regionale a riappianare il disavanzo, visto che chi sperpera è rigorosamente espressione di potentati politici ed economici. Ora, la spesa della sanità privata sale in modo incontrollato, così come la spesa farmaceutica, che subì una forte contrazione con la precedente giunta di centrosinistra e ora vanta un incremento tale da riportare la Sardegna in testa alle classifiche italiane per lo spreco di denaro pubblico e per la più bassa qualità dei servizi ai cittadini. Ora vorrei anche dire agli eventuali scettici presenti in aula vorrei proprio ricordare che proprio sulla questione della sanità con la Giunta Soru il governo di Berlusconi, riconoscendone i meriti, non annoverò la Sardegna fra le cosiddette regioni canaglia. Ora, per la cattiva amministrazione di questi 3 anni e mezzo il disavanzo è in forte crescita, quindi dai 265 milioni di euro del 2009 si passa ai 273 milioni dell'anno successivo e l'ascesa purtroppo è progressiva. Tutto questo avviene in modo ingiustificato vista la bassa qualità dei servizi, il crollo totale della prevenzione sia primaria che secondaria, l'abbandono della ricerca a partire dalle cosiddette malattie rare che paradossalmente in Sardegna sono molto presenti, la dismissione di centri di eccellenza già ben citati questa mattina dalla collega Agus, a cui aggiungo anche il centro per la procreazione assistita presso il Policlinico della città di Quartu. Il centro che, oltre che seguire numerose coppie sarde, era diventato anche un punto di riferimento a livello italiano e internazionale, arrivavano addirittura dall'Irlanda. Ora i 2 professionisti che adottavano tecniche d'avanguardia sono stati messi nella condizione di abbandonare l'isola e con lui, inutile dire, c'è una fila di coppie sarde che varcano il mare per andare a curarsi fuori. E quindi con costi elevati per la sanità e per gli stessi cittadini, così come lo è stato. Così come voglio riferirmi anche all'abbandono dei cittadini che una volta dimessi dagli ospedali vengono privati della continuità assistenziale per la mancanza di un sistema di servizi territoriali coordinati con gli ospedali. Insomma, io faccio un appello proprio all'assessore alla sanità, che bisogna ripristinare le funzioni che non possono essere restituite o sostituite dalle figure dei direttori generali, spesso piazzati ai vertici della struttura sanitaria, ovviamente per espletare la propria, fra virgolette, professionalità, quindi in botteghe, clientele e servizi vari. Oggi, come se non bastasse, dietro la cosiddetta ottimizzazione si nascondono nuovi tagli alla spesa sanitaria, con la riduzione dei posti letto e della mobilità del personale, come denuncia proprio in questi giorni con un comunicato l'ANAO. In esso inoltre si annuncia l'imminente mobilitazione e sciopero da parte dei medici ospedalieri in totale dissenso con la politica dei tagli attuata dal governo italiano e accettata passivamente dalla Regione Autonoma della Sardegna. Quindi oggi non è più possibile parlare di sanità senza affrontare il suo principale problema, e cioè che il costo sanitario, che fra l'altro i cittadini pagano totalmente sia in termini di quantità, di qualità e nello stesso costo monetario. Ritengo doveroso affrontare il problema della spesa sanitaria prima di valutare e sottoscrivere i tagli che il governo italiano intende perseguire, passando sopra qualunque diritto dei cittadini sardi ancora una volta trattati proprio come schiavi in una colonia. Quindi in Sardegna l'offerta sanitaria
ma anche la qualità della salute è purtroppo peggiore rispetto ad altre regioni dello Stato italiano. Infatti, secondo il rapporto Censis del 2011, i principali fattori sono determinati dall'inquinamento ambientale. Quindi per il 50,8% dei residenti del Mezzogiorno la qualità dei servizi sanitari è inadeguata, contro il 26,9% della media italiana. Quindi la sanità sarda necessita di un piano che preveda i cambiamenti radicali legati anche all'invecchiamento della popolazione. Quindi si tratta di trasformazioni che inevitabilmente, in modo drastico, imporranno modifiche dell'assetto dell'offerta sanitaria, invertendo la tendenza degli standard. Ora, la spesa per gli anziani non autosufficienti rimane la spesa maggiormente incomprimibile per le nostre famiglie. Tutto ciò perché l'assistenza è già carente, la società invecchia e aumentano i bisogni. Paradossalmente la manovra di stabilità del 2011 del governo italiano ha cancellato il fondo di 400 milioni precedentemente stanziato per il fondo nazionale specifico. Ora, i tagli e i nuovi ticket che si nascondono dietro la politica delle cosiddette ottimizzazioni non saranno sostenibili. Purtroppo resta il nodo della spesa sanitaria, fortemente influenzata dalla corruzione e da un processo di privatizzazione della sanità che sta portando giorno dopo giorno a un deperimento della qualità e della quantità delle prestazioni di servizio pubblico. Le istituzioni deputate al controllo e agli indirizzi della sanità, deboli e delegittimate, devono riprendere in mano le redini di un settore di tale importanza se si vuole salvare il salvabile e mettere al centro le esigenze dei cittadini e delle nostre famiglie. Quindi tutto ciò evitando che sia esclusivamente lo Stato italiano a determinare e a decidere sulla gestione della sanità sarda, quindi intesa come bisogni ed esigenze per la salute di un popolo. Quindi sullo spending review la sanità sarda è stata già pesantemente falcidiata e nuovi tagli non sarebbero più possibili se non a discapito di un'ulteriore diminuzione di servizi e colpirebbe inevitabilmente i ceti più popolari, più deboli e più poveri. Quindi d'altra parte sul fronte logistico-infrastrutturale è già avvenuta una forte riduzione, quindi è taglio. Mi riferisco ai posti letto, così come il numero di strutture di ricovero pubbliche ed equiparate sono nettamente ridotte, in alcuni casi hanno dovuto letteralmente cessare il servizio. Allora, il personale dipendente occupato in questo settore è complessivamente diminuito. I livelli decisionali a tutti i livelli, mi riferisco quindi allo Stato italiano e alla Regione Autonoma della Sardegna, si sono concentrati sulla ricerca prevalente di equilibrio di bilancio, mentre il grado di libertà di decisione delle aziende sanitarie è stato fortemente ridotto, quindi manca la legittimazione istituzionale del ruolo decisionale. Ribadisco che le istituzioni regionali che dovrebbero controllare e orientare i comportamenti e le scelte delle aziende sanitarie sono deboli. Le politiche di selezione, di retribuzione, di valutazione attuale al top management rischiano di impoverire il pool di professionisti a vari livelli disponibili ad assumersi la direzione e la responsabilità delle scelte nelle aziende sanitarie. Quindi questa legge, che ha visto evidentemente scarsa partecipazione e condivisione nel suo iter, quindi da parte delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, dovrebbe essere riportata come minimo in Commissione. Io direi che dovrebbe essere assolutamente ritirata. Comunque non è possibile che su un tema così importante, quello della salute del popolo sardo, si vada a legiferare solamente per alzata di mano e non per condivisione, come meriterebbe l'argomento. Quindi ancora una volta non possiamo, come Regione Autonoma della Sardegna e come popolo sardo, subire passivamente i diktat politici ed economici imposti dalla quadratura dei bilanci dello Stato italiano. Quindi, fatta nostra la lotta allo sperpero e all'inefficienza, dobbiamo rigorosamente salvaguardare il diritto alla salute per tutto il popolo sardo, pena di essere servi e ancora una volta non padroni in casa nostra. Grazie.